E quindi in acqua l'ultima delle junior femmine. Ricordo, junior maschi sarà finale diretta questo pomeriggio, quindi la prossima gara è la batteria 1 assolute femmine. Nicole Innocenti alla 2, Ziva Vrovolic alla 3, Federica Pozzobona alla 4, Laura Langela alla 5, Martina Roberta Lacatusu in 6, Lucia Menegallo in 7. In acqua l'ultima con la specialista proprio di questa prova dei 200 farfalla per Nord-Est H2O. In corsia centrale abbiamo Angelica Cappelletto. Andiamo subito a vedere i risultati suoi ottenuti nella passata stagione. Campionessa a Riccione in questa gara, nonché 2 volte d'argento nei 100 farfalla e 400 misti, ha aggiunto anche il bronzo nei 200, quindi nei 200 misti, quindi poker di medaglia ai Criteria e bronzo anche in vasca lunga a Roma nella prova veloce della farfalla. Angelica Cappelletto, in virtù dei suoi risultati ottenuti ai Criteria, convocata nazionale giovanile Coppa Komen di Limassol, tripletta d'oro, 100 farfalla, 200 farfalla e 400 misti, insomma ultima stagione da incorniciare per lei, passata quest'anno alla categoria junior e quindi appuntamento importante. Restano i Criteria ma anche gli assoluti di Riccione per le selezioni per quanto riguarda la categoria juniores. Angelica Cappelletto, pieno controllo della situazione, si permette di nuotare anche senza il costumone da gara in queste batterie della mattina. Alle sue spalle c'è Angelica Piccini in seconda posizione. E quindi Angelica Cappelletto nuota 2:20 e 0,5 in batteria e quindi va a migliorare ulteriormente il primato del meeting, portandolo appunto a 2:20 e 0,5 in attesa della finale del pomeriggio. Intanto attenzione perché abbiamo un annuncio